Amici di Scoop, salve dal vostro Giovanni appena sveglio. Oggi che mi sono tinto i capelli parleremo di una storia nera. Cosa succede quando qualcuno vuole occupare la vostra casa minacciando la vostra famiglia? Scopriamolo insieme. Salve, c'è nessuno? Tranquillo questo cane? No. Stai attento che le stacco un braccio, E che mio figlio è uscito il cane. Oh, invece di uscire il cane, entra il cane, vieni. Entra il cane. No, attento che si butta. Entra il cane, vieni, vai. Possiamo? Avete visto? Stiamo parlando di un uomo amante degli animali. Zitto, zitto. Sì, un modo c'è sto cane. Zitti, già 6 gatti ti sei mangiato, 6. Siamo? Io non ti preoccupi, ho chiuso il cane. Siamo della redazione di Scoop. Abbiamo saputo le angherie che ha subito negli ultimi giorni e volevamo raccontare la sua storia. Assolutamente sì, è una storia come tutte le altre. Io ho visto questa casa che era completamente abbandonata e non ci veniva a strema nessuno e l'ho occupata e mi sono infilato con tutta la mia famiglia. Quanti siete voi? Noi siamo 7. Mio figlio, quello che ha visto prima, Annibale, e il cane Cannibale, che per me è come un figlio. Poi la moglie di mio figlio di 14 anni e mia nipote di 5. Quindi ci sono 2 minorenni in casa. Io, mia moglie e l'amante che fa anche da badante, non si è concesso. E lei che mestiere fa? Io faccio il muratore, infatti ho fatto tutti i lavori a casa, l'ho rimessa a nuovo. Pensi che c'era per esempio la fossa IMOF che si stava riempendo completamente. Ho deviato il tubo e l'ho fatto arrivare direttamente a mare. In maniera tale che la natura continui a fare il suo corso. Sì, e poi comunque ho fatto altri lavori, molti altri lavori che tutti dicono che erano lavori che non si potevano fare. Ma se in una settimana ho fatto tutte cose. E questa è assolutamente legge dell'attrazione. Se ci credi, ci riesci. Esatto. Lei ha esperienza nel settore del muratore? 25 anni. Io faccio le villette. Rappresento tutte le villette che ci sono nel lungomare, sulla spiaggia, sugli scogli. Quelle le ho costruite tutte io. A me mi chiamano Pippo 30 anni. 30 anni per gli anni di mestiere? No, 30 anni sono quelli che mi danno sempre un cuocciano. Ho capito. Sì. Fino a un certo punto che arriva proprio lui. Arriva questo certo signor Butera che dice che questa è casa sua e che io ho fatto un'occupazione fraudolenta. Lento io. Appena 6 giorni ci siamo infilati in 7. Più il cane, ricordiamo, che è lì dentro. Il cane. Zitto, cane. Attenzione. Attenzione, signor Butera, chi so? Signor Butera. Salve. Salve, un attimo metto la mascherina. No, qui siamo tutti negazionisti, non si preoccupi. Ma io se no. vicini faccia come se fosse a casa sua. No, ma questa è casa mia, questa è casa mia, non so cosa l'ha raccontato quello del Era delinquente. sue, le cose sono se le cura, se non le cura non sono più sue. Giustamente se lei abbandona una casa in questa maniera, poi giustamente oggi come oggi arriva una famiglia e si infila. E i figli sono di chi li cresce. No, io non ho abbandonato niente, io qua non vengo in inverno, perché in inverno sto nella casa quella in città. Quindi questa è una seconda casa. Certo, certo. I ricchi, capito? Quindi lei d'estate abbandona l'altra. Ah, buono a sapersi. No, allora tu devi stare lontano dalle mie proprietà, questa è casa mia. Sei un sappi che t'ho denunziato, già sta arrivando la polizia. Adesso se arriva la polizia vedremo che Ma denunziano a me, allora io denunzio lei perché io voglio un risarcimento danni per tutti i lavori che ho fatto. Giustamente, che ammonta a quanto? 12.000 euro e non mi sta facendo pagare la manodopera. Perché con la manodopera quanto veniva? 10.000 perché mi faccio uscire i soldi dei Ce materiali. li ha questi soldi, signor Butera? Non ce li ho assolutamente, anche se li avessi io non glieli darei io pagare. Io ve la faccio pagare, te la Avete faccio visto? pagare. Esplicito atteggiamento mafioso. Ma fortunatamente qui c'è la polizia. Ecco. Salve, buonasera, siamo stati chiamati per una segnalazione di un'occupazione, giusto? Sì, l'ho disturbata io. Quest'uomo ha abusato di casa. È occupazione di casa, è mia la casa. Quest'uomo. Occupazione di casa è sua e manco se la guarda un po'. Allora, guarda, io devo darvi un'informazione. La legge ci impone che se in una casa occupata c'è un minore, Ce ne sono due, due minori, non è possibile effettuare uno sgombero. A meno che abbiamo due soluzioni. Sì. O lasciamo lavorare la magistratura, ma in questo caso ci possiamo trovare di fronte anche a 10 anni di E attesa. lei nel frattempo può abitare tranquillamente qui. Ci sto. Oppure il padrone di casa può sbattere le persone fuori, ma di sua forza.
Quindi se volete possiamo organizzare uno scontro. No, cosa sta? Mani nude, armi, No, non siamo spade, violenti. fate voi. Io ci sto, Come io sta? c'ho la spada. Ma che c'ho. sto dicendo? Arbitro Cioè, io, non c'è problema. Ma lei è corrotto, lei Allora non c'è niente da fare, avete visto? Espliciti atteggiamenti mafiosi. Da una parte abbiamo un onesto occupante, Io sono io. dall'altra parte lo Stato presente, esatto, e dall'altra parte un mafioso che addirittura si presenta a casa sua e la rivuole. Dal vostro Giovanni appena sveglio è tutto, sperando che le cose si sistemino, ma mi sa che non c'è più niente da fare.